I contagi restano stabili, Lombardia regione più colpita, calano le vittime, terapie intensive sotto quota 500. Boccia, passaporto sanitario è contro la Costituzione, attesa per la conferma del governo su data riaperture regioni. Non permetterò che i comuni vadano in dissesto, vertice di Conte con i sindaci delle città metropolitane. L'Europa verso nuove aperture ma mancano criteri comuni. Negli Stati Uniti superati 100.000 morti, Seul, nuovo focolaio. Strage di Piazza della Loggia, Mattarella, Brescia, esempio di unità ieri come oggi dopo il dramma della pandemia. Milioni di locuste distruggono i raccolti in India e Pakistan, l'ondata più devastante degli ultimi decenni, allarme anche in Sardegna. Calcio, il 20 giugno riparte la Serie A, la settimana prima la Coppa Italia, l'annuncio del ministro Spadafora, vacanze, l'antitrust dice no e voucher al posto dei rimborsi non possono essere imposti a chi ha già pagato soggiorni annullati. Buonasera a tutti voi dalla TG1. C'è molta attenzione sui numeri dell'epidemia in vista della decisione che il governo prenderà domani sulla riapertura della circolazione fra le regioni e si conferma anche oggi il calo dei contagi, poco più di 500 nuovi positivi, più della metà sono in Lombardia, 8 le regioni che non registrano vittime. Sentiamo Giorgia Cardinaletti. Si assestano i nuovi contagi, più 593 in un giorno.